Care colleghe e cari colleghi, siamo arrivati alla fine di un anno e come tradizione vuole è il momento di fare un bilancio dell'annata e di cogliere l'occasione per rivolgere poi gli auguri a tutti quanti voi. Un anno che è stato ancora complicato ma che ha dato qualche segnale di ripresa sia nel mondo del lavoro e anche per quanto riguarda la produzione. Uno degli aspetti significativi anche dai dati che abbiamo rilevato è che vi è un ritorno alla voglia del fatto bene, del fatto a mano, quindi prodotti che hanno una derivazione tutta artigiana. E quindi il nostro mondo direi che in questo momento è alla ribalta e ha delle opportunità future che auspico a tutti quanti di saper cogliere. Nuovi vantaggi tecnologici, le stampanti 3D, il mondo digitale, internet sono stati colti appieno dalle nostre aziende. Prova ne sia che oggi, a differenza di chi ha voluto delocalizzare le aziende, noi riusciamo a produrre ancora il prodotto in Italia, made in Italy, meglio ancora made in Veneto, venderlo e esportarlo nel mondo attraverso i sistemi tecnologici. Questo sta dando una grande visibilità al nostro mondo e l'auspicio è che la politica, sia regionale sia nazionale, tenga conto del numero, della massa, dell'importanza della piccola e media impresa e su questa si creda e possa dare il meglio di sé in termini di sostegno, di aiuto, di sburocratizzazione, di defiscalizzazione, di contributi, sollecitando anche il sistema bancario, che pure in questo momento sta vivendo un momento difficile, a sostenere le idee dei nostri imprenditori. In particolar modo, grazie a queste nuove tecnologie, abbiamo anche avuto modo di verificare che anche i giovani si stanno approcciando al mondo dell'artigianato. Purtroppo alcuni settori risentono ancora di una sofferenza e quindi di una crisi che perdura purtroppo da lungo tempo: il manifatturiero, l'edilizia, i servizi alla persona, e questo derivante evidentemente anche dalla poca capacità di spesa delle famiglie. E quindi se vi sarà una ripresa economica generale e ci sarà giocoforza, anche una maggior disponibilità ai consumi, e quindi auspichiamo tutti quanti in una crescita. È evidente che Confartigianato segue e monitorizza giorno per giorno tutte quelle opportunità che vengono date da diversi strumenti, sia finanziari sia di programmazione europea, quindi comunitaria, regionale e statale, perché fino a prova contraria dobbiamo crederci, dobbiamo infondere ai nostri associati e a chi intende avvicinarsi, approcciarsi a questo mondo, tutte le opportunità che ci potrebbero essere date. Noi quindi faremo di tutto. Poi c'è un aspetto significativo, ho voluto mettere non a caso questa sciarpa, perché ormai da anni ci vede anche come Confederato del Veneto vicini alla solidarietà, e quindi queste sciarpe fatte totalmente made in Italy sono a disposizione. L'auspicio è che siano acquistate, perché andranno tutti i fondi ricavati alla ricerca per la lotta che Telethon porta avanti ormai da qualche anno. Giunti a questo punto voglio augurare a tutti quanti un sereno Natale, un felice anno nuovo, e pensare anche a quelle imprese che magari in questo momento sono più in sofferenza di poter trovare in un 2016 una ripresa che necessariamente gli è dovuta, perché sicuramente un'impresa in difficoltà lo è, e dietro l'impresa c'è l'imprenditore, c'è la famiglia, e a me piace sempre dire che dietro l'impresa ci sono anche delle risorse umane che il più delle volte, più che degli operai come talvolta vengono definiti, sono quasi dei cofamiliari all'interno dell'impresa. Quindi a tutti quanti voi un sereno Natale e un augurio di un prospero 2016.